Miriam Leone, Miss Italia 2008, Valentina Mio, Miss Cinema 2008. Il vostro rapporto con il cinema. Quante volte in una settimana andate a cinema? Che film andate a vedere? Cominciamo con Miss Italia. Buonasera, l'ultimo mese e mezzo è stato praticamente impossibile purtroppo andare al cinema e guardare qualunque cosa, però un ottimo rapporto con il cinema. Io però ho un bel rapporto con le arene, cioè mi piace andare a vedere vecchi film nelle arene d'estate, giù in Sicilia. Valentina invece? Come diceva Miriam, l'ultimo mese è stato abbastanza difficile andare a vedere film nei cinema insieme alle amiche, insomma. Un film da quando sono uscita da Miss Italia l'ho visto, devo dire la verità, ed è La Mummia. La Mummia, le è piaciuto? Sì, mi è piaciuto, abbastanza simile agli altri, devo dire. Però... Lei è la Miss Cinema 2008, che vuol dire? Miss Cinema 2008? Sì, che vuol dire? Che farà l'attrice, che il mio sogno... No, vabbè, sicuramente sarà una strada molto dura, dovrò lavorarci molto, ma è un mio sogno nel cassetto che voglio realizzare e quindi darò il massimo purché avvenga, insomma, pur di diventare un'attrice professionista nel mondo del cinema. Come Alba e Chiara, sentiamo due giovanissime, Miss Italia e Miss Cinema. Recensione desta il vostro interesse? Lo avete sentito raccontato dai protagonisti e dal regista Miriam e Valentina. Come no, è una realtà in cui molti ragazzi vivono sulle chat, ad esempio la realtà virtuale, anche se sono uscita da scuola da qualche anno, da poco, però mi trovo un po' distante dalla generazione che per esempio è cresciuta direttamente su internet, quindi mi incuriosisce molto, sì. Incuriosisce molto. Valentina? Io invece ancora la vivo la scuola e vedo molto che comunque rispecchia, tanti lati del film rispecchiano la realtà e comunque mi interessa perché è giusto che tante persone come la generazione di Miriam vedano, è interessante, a me mi incuriosisce molto questa cosa, questo film. E veniamo al